Euroregione.news. Luca Ciriani da Marchetti in Villa Manin. Una bella serata nel ristorante Il Nuovo Doge all'interno di Villa Manin con diversi cittadini, amici, amministratori, assessori comunali e consiglieri da Campoformido a Rivignano Teor, tra cui il referente di Fratelli d'Italia per il Medio Friuli Antonella Iacuzzi e del consigliere Daniele Margherit di Codroipo. Fratelli d'Italia di Codroipo ha inteso organizzare primo tra le forze politiche di Codroipo una riunione aperta al pubblico. Dopo circa un anno in cui ci si ritrovava solo in luoghi chiusi, distanziati e con un'impossibilità a fare politica in maniera tradizionale, ovvero sia tra la gente e con la gente. Questo è il vero obiettivo, il primo obiettivo della serata, assieme a quello di consolidare un'azione di un partito Fratelli d'Italia che sta crescendo nei sondaggi ma che ha necessità, soprattutto in questa parte del territorio, di consolidarsi, perché la politica non si fa solo sui social network ma si fa tra la gente, con la gente, soprattutto per la gente. Questo è il secondo obiettivo della serata, per cui abbiamo inteso invitare il senatore Luca Ciriani, capogruppo a Palazzo Madama per Fratelli d'Italia, che tanto ha fatto per questo territorio, che questo territorio lo conosce molto molto bene, essendo stato lui un amministratore di lungo corso della regione Friuli Venezia Giulia, che vanta amicizie comuni con il vecchio partito di Alleanza Nazionale di Codroipo e col quale abbiamo appunto una collaborazione che ormai dura da più di 25 anni. Questo è un passaggio importante dal punto di vista politico, soprattutto e anche in vista delle imminenti elezioni dell'autunno del 2021, dove si rinnoverà diversi capoluoghi di provincia, tra cui Pordenone, dove il fratello di Luca, Alessandro, altro mio carissimo amico, fa il sindaco e si ripresenterà auspicando già una vittoria, perché ha governato molto bene assieme agli alleati del centrodestra, e soprattutto per consolidare Fratelli d'Italia in vista delle elezioni codroipesi del 2022. La serata serve a finalmente incontrarsi in presenza e fare da parte mia doverosamente un riassunto di del lavoro che ho svolto in 3 anni ormai di Senato. Questo è anche il mio collegio elettorale, quindi sento il dovere di riferire agli amici e simpatizzanti delle nostre attività e anche spiegare quello che sta succedendo in Parlamento, in particolare in Senato, in queste settimane. Purtroppo il Covid ha bloccato per 1 anno e mezzo la possibilità di incontrarsi di persona. È vero che ci sono le videoconferenze, è vero che c'è il telefono, ci sono gli SMS, i messaggini, però la politica è fatta di incontri personali, quindi a me piace incontrare le persone, ascoltarle, confrontarmi con loro, e poi uno scenario come questo è sempre un grandissimo piacere, quindi riprendiamo a fare politica e riascoltare le persone. La posizione di Fratelli d'Italia è sempre la stessa. Noi siamo cresciuti moltissimo in questi ultimi 2 anni, alcuni sondaggi addirittura dicono che siamo il primo partito in Italia. Non importa se siamo il primo, il secondo o il terzo, quello che conta è che sicuramente siamo cresciuti moltissimo, e che siamo cresciuti moltissimo per una ragione che si può riassumere in una parola, che è la parola coerenza. Abbiamo sottoscritto un patto con gli elettori nel 2018, l'ho sottoscritto anch'io. In quel patto c'era scritto mai con il PD e mai con il 5 Stelle. Questo abbiamo detto e questo abbiamo fatto. Ci è stato chiesto di entrare nel primo governo Conte e abbiamo detto no, non è il caso. Ci è stato chiesto di entrare nel governo Draghi e abbiamo detto no, non lo possiamo fare, perché governare insieme al PD e al 5 Stelle per noi è impossibile, sarebbe inutile e sarebbe anche dannoso, perché sono troppe le divergenze e le radicali le differenze tra noi e loro. Facciamo l'opposizione patriottica, una posizione responsabile che non dice sempre di no, ma dice di no quando serve dire di no e dice di sì quando condivide le proposte del governo. In un Parlamento serve anche l'opposizione, una maggioranza del 100%, un Parlamento al 100% che appoggia il governo non è più un Parlamento ma è un'altra cosa. Quindi noi difendiamo anche le ragioni di chi non si sente rappresentato da questo governo, da questa maggioranza, pungoliamo la maggioranza e dimostriamo che anche stando all'opposizione si può essere utili al servizio della nazione. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news